Pomeriggio di emozioni e tradizione mercoledì alle 18 in Villa Caffo a Rossano Veneto, dove storia e spettacolarità si intrecciano nel carosello militare con fanfara e picchetto d'onore eseguito dal 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo. A intonare l'inno di Mameli la straordinaria voce di Katia Ricciarelli. Spostandoci a Bassano, sabato 13 maggio l'Arma celebra anche un altro evento, i 100 anni della sezione locale dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La cerimonia è ricca di significato e di simbologie. Una delle cose più importanti e basilari sarà la riconsegna della sezione alle generazioni future. Siamo molto vicini ai cittadini perché abbiamo dei gruppi di volontariato, abbiamo dei nuclei di volontariato e protezione civile. Una giornata di appuntamenti che culmineranno con la messa alle 11 nella chiesa di Santa Maria il Colle. Per l'occasione del centenario il comune di Bassano esporrà il gonfalone. Non capita tutti i giorni che un'associazione compia 100 anni, poi con questa natura così particolare, così vicina alla cittadinanza, di carabinieri appunto che hanno cessato la loro funzione operativa ma che continuano a dedicarsi alla città.